L'importanza fondamentale è stata ribadita e riconosciuta a livello internazionale non solo la leadership produttiva, quantitativa italiana nella produzione di riso, ma nel fondamentale ruolo che l'Italia ha, che Filiera Italia e Coldiretti hanno avuto nel chiedere l'alleanza degli altri paesi per difendere un modello che fa e vede nel riso non una commodity come normalmente viene inteso, ma anzi un elemento di valorizzazione della distintività straordinaria dei territori, della qualità che una parte importante dei mercati internazionali ci riconosce. Due le battaglie principali se vuoi valorizzare il prodotto: giocare a parità di concorrenza. Abbiamo più volte attaccato la Commissione europea perché ha costantemente sacrificato il riso in accordi bilaterali. Si sacrifica l'agricoltura e il riso è sempre il primo a pagare. Qualcuno ha una coscienza da ripulirsi nei confronti dei paesi poveri, apre all'indiscriminata importazione di riso ottenuta in spregio di qualsiasi regola ambientale, di lavoro etico, di sicurezza, di farmaci vietati in Europa. Noi abbiamo combattuto su questo, portato a casa risultati importanti, l'SPG, regole automatiche, la clausola di salvaguardia automatica che qualcuno voleva smantellare. Abbiamo lasciato fuori, detto con chiarezza, che non deve entrare nell'accordo con l'India, che ancora una volta la von der Leyen ottusamente vuole chiudere senza discutere entro l'anno. Il riso deve rimanere fuori per non essere invasi da questo prodotto. Abbiamo detto che anche sul Mercosur garanzie precise devono essere fornite prima di sottoscriverlo. E poi, per finire, oggi abbiamo discusso di filiera. Il riso è indietro rispetto ad altri settori sui contratti di filiera. I contratti di filiera sono un valore aggiunto per tutti, creano valore aggiunto e lo ripartiscono. Abbiamo molti strumenti che possono favorire nell'ambito di un contratto di filiera, ma soprattutto un commitment di lungo termine, una collocazione certa a prezzi garantiti aiuta chi produce in agricoltura ed anche chi trasforma. Quindi vogliamo recuperare nei prossimi mesi questo gap sui contratti di filiera del riso.